Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Infatti ci sono e vi sto ascoltando, mandandovi a tutti un saluto. Bentornato su Radio Libertà. Dunque, oggi noi diamo il Bamba, direi, anzitutto a una moda francamente irritante che poi ha anche un controsenso, che sta prendendo piede nel nostro star system o pseudotale, no? Sì, è vero, purtroppo è un fenomeno crescente peraltro e quindi diventa difficile da controllarsi. Assolutamente. Ti introduco con queste due scene che sono il punto di partenza del Bamba di oggi, poi tu me le commenti. Ci riferiamo a due cantanti che vanno per la maggiore, Rose Villain e Elodie. Entrambe, Elodie a un suo concerto, Rose Villain addirittura in quanto madrina del Gay Pride, hanno esibito in queste due occasioni, ostentandola in modo proprio clamoroso e immedesimandosi, la bandiera palestinese. Cosa vuol dire questa moda, a tuo giudizio? È veramente la moda dei cretini, cioè ci sono persone che si adattano a fazioni minoritarie per il gusto di spiccare, di ottenere un seguito che altrimenti non avrebbero. E queste signore che si inventano la bandiera, diciamo così, palestinese, evidentemente non hanno tutte le rotelle a posto, perché sappiamo tutti cosa sta succedendo in Medio Oriente e non ci sarebbe tanto bisogno di fare delle discussioni. Io credo che noi dell'Occidente dobbiamo stare dalla parte dei democratici e di coloro che vedono la vita in un modo diverso rispetto ai signori, diciamo, che ben conosciamo e che fanno parte dell'Islam. In sostanza, e l'Islam poi sappiamo come si comporta, quali sono le sue regole, i suoi trattamenti nei riguardi delle donne, non solo di quelle. Insomma, fare le cantanti e esporsi in favore di una classe che ci minaccia, peraltro, trovo che sia veramente squallido. E quindi il Bamba è poca roba, ma la vediamo comunque perché è ciò di cui disponiamo. In Bamba queste due cretinette che fanno un tipo di propaganda sinceramente vomitevole. Sì, e anche diciamo ossimorica, perché ti cito Rose Villain, riecheggiando la canzone che ha portato a Sanremo, ha detto: siamo 1 milione di fuorilegge, ma non mi risulta che in Italia sia un reato, un problema penale, no, essere omosessuale o coltivare le proprie preferenze sessuali, mentre nella Gaza di Hamas gli omosessuali vengono spesso lanciati dai tetti dei palazzi. Sì, questo è, diciamo, ciò che spetta loro. Mentre qui in Italia, diciamo, nel nostro Occidente, l'omosessualità è tollerata e nessuno, anzi, si straccia le vesti se conosce un omosessuale. Io ne conosco tanti e non me ne importa niente di quello che fanno sotto le lenzuola di casa. Insomma, io credo veramente che queste due signorine andrebbero messe su un palcoscenico e addicate come le stupidine d'Italia. Sì, anche perché passando alla collega, diciamo, a Elodie che l'ha sventolata alla fine di un concerto, io ti dico solo che se ci fosse stata la polizia morale iraniana, io credo che Elodie non avrebbe potuto tenere quel concerto, perché era in abiti succinti, sexy, è una bellissima donna, e quindi credo che non ci sarebbe potuto tenere l'evento, no? Se valesse la logica islamista, ecco. Sì, se valesse ciò che queste ragazze vantano, non potrebbero fare niente, proprio per le ragioni che hai detto tu. Quindi siamo anche, diciamo, in piena contraddizione. Io non volevo usare delle parolacce, ma sono un po' stupide. Beh, diciamo che temo che sia
temo che sia cronaca. Tra l'altro i regimi islamisti, penso ai talebani, ma accade anche nell'Iran degli ayatollah e anche nella Gaza amministrata da Hamas, ce l'hanno con la musica in quanto tale spesso, cioè ti perseguono se ascolti della musica, figuriamoci occidentale o perversa, no? Quindi non potrebbero nemmeno esercitare il loro lavoro probabilmente sotto quella bandiera oggi. Sì, è un atteggiamento autocastratorio, è una cosa ridicola. Queste due donne dovrebbero andare a lezione ricominciando dalle elementari. Sì, sarebbe un buon consiglio, in effetti mi sento di sottoscriverlo, ma passando diciamo se vuoi, ai partiti di riferimento, no, di queste starlet, oppure non so, ormai mi sembra che sia la sinistra che insegua queste starlet, ma comunque sia, come ti spieghi che in questi giorni, no, quasi tutto il bel mondo progressista, dalla Schlein, oggi ho visto Lampi, tutti gli opinionisti di sinistra, cioè siano molto in ansia per le sorti del regime degli ayatollah. Non dovrebbero essere felici che possa cadere uno dei regimi più oscurantisti della terra? No, è esattamente così, la logica dovrebbe spingere a questo, ma queste due hanno dimostrato che per loro la logica non esiste soltanto l'esibizionismo, mostrarsi in un certo modo, ricevere quanto applausi da parte di gente stupida come loro, e questo è il quanto. Non esiste un'altra spiegazione. No, certo, ma in base anche alla tua memoria storica e da giornalista, come ti spieghi questo cortocircuito per cui a un certo punto la sinistra si innamora del fondamentalismo islamico? Quando avviene e perché, secondo te? Perché diciamo che la sinistra cerca sempre delle posizioni che siano distoniche rispetto alla logica, rispetto all'andazzo generale. Quindi se c'è la Meloni al governo e c'è una maggioranza di centrodestra, qualsiasi occasione, anche la più stupida, è buona per andare contro diciamo quello che considerano il conformismo, mentre invece è soltanto logica. Sì, certo, è come dire, è una scelta controintuitiva, diciamo, quantomeno. Senti, in chiusura potremmo mandare un augurio a Rosvilla nell'Odip, perché non chiedono di fare un concerto, diciamo, come si sono presentate, che è anche uno spettacolo per gli occhi, indubbiamente, a Gaza o a Teheran. Potrebbero provare, no, a mettere in calendario un concerto in uno di questi luoghi dell'islamismo radicale. Sì, hai ragione, anche perché la speranza è che se noi gliele prestiamo poi non ce le restituiscono più, e per noi ciò è un sollievo. Sì, non avevo pensato a questo esito, in effetti. Comunque, chiudiamo con una battuta, ma il Bamba ha questa moda di ostentare la bandiera palestinese a casaccio, e se vuoi anche strumentalizzando la tragedia poi del popolo palestinese, no? Al di là di Hamas. Certamente. È obiettivamente... Hai pienamente ragione, ti seguo in pieno. Le cose stanno così, è una vergogna. Non c'è alcun dubbio, ribadiamo il Bamba alle due signorine e io ti do appuntamento ovviamente a settimana prossima. Molto volentieri, un saluto a tutti. Grazie direttore, a presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.